investito da un automobilista con il quale aveva appena avuto una discussione per futili motivi legati ad una questione stradale. Vittima un 24enne di Castelfranco, soccorso dai sanitari del SUEM e trasportato all'ospedale dove gli sono state riscontrate diverse lesioni alle gambe, giudicate guaribili in una ventina di giorni. Il fatto è accaduto la scorsa notte intorno alle 4:40 in via Pagnana a Castelfranco. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, il 24enne si trovava a bordo di un'auto insieme a due amici quando è sopraggiunta da dietro la seconda vettura che non avrebbe rispettato la distanza di sicurezza dall'auto dei ragazzi. A quel punto i tre hanno fermato la macchina e sono scesi sferrando un pugno contro il vetro del mezzo, mandandolo in frantumi. Di fronte a quel gesto l'uomo al volante, forse spaventato, ha ingranato la marcia per allontanarsi, investendo però il 24enne, lasciandolo a terra ferito. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti anche i carabinieri ora al lavoro per identificare l'automobilista responsabile dell'investimento e per ricostruire tutti i dettagli della vicenda.